Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere una difesa che non sapete neanche della sua esistenza. E sto parlando di E4 F5. Tu dirai, ma ci sono partite? Sì, sono partiti tra principianti. No, invece no. Qui il bianco si chiama Karadogin Vladimir ed è un giocatore russo 2261, quindi è un maestro. Col nero maestro fide Gonkarov Vladislav, sempre russo. La partita è stata giocata in Russia appunto nel 2004 ad aprile, non si conosce invece il giorno. Allora, andiamo a vedere com'è andata la partita. Chiaramente qui il bianco ha catturato e ora re F7. Ora ho esaminato un po' di partite e ho scoperto che questa mossa qui prevede un altro sacrificio, non chiedetemi il perché, di G6 e poi il re va in G7. Non lo so, ho visto un po' di partite di questo tipo, ho visto che molti giocano così. Donna H5 più G6, cattura di pedone, re G7. Così. E quindi il bianco cattura un altro pedone. Attualmente il bianco è in vantaggio di 3 pedoni e non 3 pedoni a caso, ma i 3 pedoni dell'arrocco, quindi però il nero comunque ha un 2310 punti. Cavallo F6 minacciando donna e pedone, la donna gioca scacco, il re si ritira in F7, alfiere D3, sempre per puntare in questa direzione. E6, cavallo F3, il bianco si assicura di portare tanti pezzi all'attacco, cavallo C6, alfiere G6 scacco, re in E7. D4, D6, guarda il nero come si difende con quello che può, perché purtroppo questa apertura non è che è delle più belle. Donna H4, alfiere G7, arrocco corto, donna in F8, il nero cerca di portare la donna all'attacco in qualche modo, torre E1, guarda che bell'obiettivo che c'è dietro torre E1, cavallo D8 per aiutare a supportare questo pedone, cavallo C3, C6, una piccola muraglia di pedoni davanti al re, sacrificio di cavallo in E5. Il nero accetta il sacrificio, pedone, e ora questo cavallo è chiaramente inchiodato dalla donna. Segue re D7 per schiodare il re, cattura di pedone, cattura d'alfiere, si minaccia ora la donna, alfiere G5. Alfiere G5 ha lo scopo sia di parare la donna che allo stesso tempo di liberare la torre in A1. Cattura, scacco intermedio di torre, re in C7 e ora si cattura l'alfiere. B6 creando un'ulteriore via di fuga per il re, donna in E5, re B7 e ora torre in E4 e il nero abbandonato. Lì per lì ho detto sì, il nero sta male, ma come mai abbandonato? Poi ho analizzato la posizione e mi sono chiesto ma che cacchio può fare ora il nero? Se muove l'alfiere viene catturato. Se muove il cavallo, torniamo indietro. Se muove il cavallo viene catturato, catturo e perdo la torre. Se muovo la torre, semplicemente ho torre F4 sulla donna e qualsiasi altra mossa che non ho citato, come qualsiasi spinta di pedone, torre B8, la donna in effetti non è che c'ha tanto dove... Allora, non può lasciare l'ottava traversa perché non appena si muove da qualche parte si perde la torre. Quindi questo è chiaro. Non può andare qui perché c'è l'alfiere e non può andare qui perché c'è il pedone. Quindi la donna è, anche lei non si può muovere. Cioè il nero è in zugzwang ed è in piena partita con tutti i pezzi, assurdo. E per esempio, supponiamo veramente una mossa inutile come H6, c'è torre F4 che si minaccia la donna. Ancora una volta, e dove la metti la donna? Dove la metti? La tiri via? La metti qui? A parte che perdi la torre perché abbiamo detto che la donna non può lasciare l'ottava traversa. La donna prende quest'altra torre e adesso, adesso ci sono attacchi
di questo tipo. Bisogna fare attenzione, anche qui il bianco non deve lasciare la prima di traversa, però l'attacco del bianco è veramente tanto forte. E questa era la prima partita. Quest'altra partita invece non c'è il punteggio del bianco, ma da come gioca mi sembra abbastanza bravo. Col nero invece 2021, quindi Bulgarelli è il bianco e il nero Di Girolamo Bruno. La partita è stata giocata nel 1974 in Italia, non si sa bene dove. Vediamo la successione delle mosse: E4, F5, E5, spinta. Questa è una novità. E6, c'è una sorta di olandese, una sorta, molto sorta di olandese di 4, C5, interessante C5, D5, al bianco abbiamo capito che piace spingere, giustamente rovina la struttura pedonale, donna, oh, e la donna qui sembra abbastanza forte, cavallo E7 per minacciare la donna che cattura il pedone, cavallo in B va in C6, cavallo in F3, donna C7, il nero non sta poi così male, alfiere F4, cavallo G6 con attacco interessante. Donna in E3, cavallo in B4 con l'idea di andare su C2, cavallo in E3 per difendere il punto C2, cavallo per F4, donna per F4 e ora comunque si può andare su C2. E questa è la posizione dopo la 12ª mossa. Cavallo in D2 da parte del bianco, G6, alfiere B5, oh così adesso il bianco fra poco arrocca, donna per B2, torre B1 e la donna si pappa anche quest'altro pedone. Arrocco corto, donna E6, la donna torna al sicuro, torre in F va in E1, A6 scacciando l'alfiere che va in C4 supportato sia dal cavallo che dalla donna, donna in E7. Il nero è in ritardissimo di sviluppo. Cavallo in F3, B5, alfiere in D5, torre in A7 e donna D4, con l'idea di attaccare la torre, spingere il pedone, attaccare quest'altra torre. Torre C7, spinta di pedone, quindi abbiamo detto attacco di scoperta. Donna G7 con l'idea di cambiare le donne non funziona perché c'è, attenzione, scacco di scoperta, anzi doppio scacco in realtà, con pedone per D7, il re cattura togliendosi dallo scacco, ora c'è alfiere in E6, ancora un doppio scacco e tu sai che sui doppi scacchi c'è poco da fare, devi spostare il re. Bisogna spostare il re, lo si mette in E8, alfiere cattura C8, scacco di scoperta e qui il nero abbandonò. Molto interessante anche questa partita. Ultima partita di oggi. Qui i giocatori sono ancora due italiani, a quanto pare piace agli italiani questa partita, giocata a Trieste nel 2011 tra Carlo Castelfranchi contro Carlo Rossi. Se magari staranno guardando questo video li salutiamo perché passeranno alla storia grazie a questa apertura. E4, F5 e per F5 cavallo F6, D4, D5. Oh, qui mi piace come si sta difendendo il nero. Alfiere D3, C5, C3, cavallo C6, cavallo F3 e 6, togliendosi così la debolezza. F per 6, C per D4, cavallo per D4, cavallo per D4, C per D4 e entrambi i giocatori si ritrovano con un pedoncino isolato. Però il nero non sta malissimo, dai. Alfiere F4, alfiere B4 scacco, ripariamoci con cavallo D2, arrocco corto, arrocco corto. Il nero, non avendo più il pedone F, ha questa torre che è diventata molto forte. Donna B6 segue alfiere in E5, cavallo in G4, cavallo in F3, G6, attenzione sempre a queste spinte, cavallo G5 e ora il nero ha sacrifici interessanti, molto interessanti. Cavallo per
E5, D per E5 e ora segue alfiere C5. Ok, cavallo per H7. Cosa succede se il re cattura? Qui il nero giocò questa mossa a scacco. Se il nero cattura cosa succede? C'è il matto, ragazzi. Donna H5, il pedone è inchiodato, non può fare nulla. Re G7, cattura di donna, tutte queste case sono minate e c'è il matto. Bello, eh? Bello questo sacrificio di cavallo. Perciò il nero non accetta, gioca... Sì, scusa, su questo sacrificio il nero gioca su F2, il re si sposta, torre in F4, interessante questa mossa, cavallo in F6, il cavallo si ritira visto che il sacrificio non è stato accettato con scacco, re G8, cavallo H5, ancora con lo stesso tema, sempre con la stessa idea, no? Questa volta il nero accetta il sacrificio, donna per H5, alfiere F5 facendo interferenza, quindi ora la donna non può più venire qui. Donna G5, attacco doppio tra re e torre. Donna G6, la donna prende la torre, il nero si pappa l'alfiere e minaccia la torre. La torre cattura l'alfiere, alfiere in E4, qui si sta creando un attacco di questo tipo, ma c'è la torre che sorvola, che sorveglia. Torre C1, con l'idea di entrare anche in settima, torre in E8, torre C3, con l'idea di fare mosse di questo tipo, e qui il nero abbandonò e il computer dà un più 11 di vantaggio al bianco. Quindi abbiamo visto che anche se il nero comunque gioca abbastanza preciso, si difende bene, una difesa di questo tipo non è assolutamente giocabile. Se voi avete partite giocate in questa difesa, mandatemele perché sono veramente curioso di vedere come va a finire. Video divertente quello di oggi, spero che vi sia piaciuto. Allora vi invito ad iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici, mettere un like, lasciare un commento. Vedete quante cose vi chiedo? Pretendo troppo. Ci vediamo domani nel prossimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!